È dal 2000 che la manifestazione Hibernales Ludi anima la città di Montagnana nel fine settimana di Capodanno. L'idea iniziale fu quella di festeggiare il Capodanno del terzo millennio, per sfatare il detto mille non più mille, organizzando giochi, festeggiamenti e rievocando la leggenda dello stratagemma delle mantelle rosse, con il quale si disorientò l'esercito veronese che minacciava la città. La manifestazione all'inizio si chiamava Hiberna Gaudia, ora è Hibernales Ludi, ma lo spirito negli anni non è cambiato. La leggenda narra di quando, nel mezzo della stagione invernale, un manipolo di cavalieri portò la notizia che un grande esercito di armati veronesi si stava avvicinando minacciosamente alla città, procurando grande timore, dal momento che i difensori dentro le mura erano pochi e sarebbero serviti rinforzi. Si ordinò così di cucire in mantelle tutti i panni rossi a disposizione e di posizionare le mantelle siffatte su fantaccini di legno lungo tutto il perimetro delle mura. All'arrivo delle truppe nemiche, le porte della città murata si aprirono e i cavalieri con le rosse mantelle accompagnarono i fanti in una coraggiosa sortita, mostrando al nemico la moltitudine d'armati in difesa della città. Con questo stratagemma, il nemico venne perciò costretto a ritirarsi. A questa leggenda si accosta la rievocazione del rito della macellazione del maiale, chiave di volta dell'economia tradizionale veneta, collegata oggi alla produzione del rinomato prosciutto veneto Berico Euganeo DOP, denominato prosciutto crudo dolce di Montagnana. Grazie a questa manifestazione, anche quest'anno molti turisti stranieri hanno conosciuto la città di Montagnana e, alla fine, hanno potuto conoscere e assaporare i nostri prodotti enogastronomici più tipici. Ich wohne zurzeit in München und ich habe hier eine Reise gemacht, um Weihnachten und Neujahr in Italien zu feiern. Ich habe Italien sehr, sehr gerne. Ich liebe die Italiener mit ihrer wunderschönen Stimme und sie haben ein Temperament, was meinem entgegenkommt. Ich bin wirklich happy, dass ich heute hier in diesen wunderschönen Ort kommen durfte und sehen durfte, wie dieser Chor, der einmalig sang mit einem Stimmvolumen, dass mir die Tränen kamen. Es war wunderschön und ich bin dankbar, dass ich das heute erleben durfte.